Mi presento, sono Marcio plástico. Marquez, un artista plastico, sono argentino. È la prima volta che espongo qui in Italia. Mi trovo a Santa Margherita Ligure, nella galleria di Barbara Cella, ed è la mia prima mostra in Italia e sono molto contento. E la ragione perché sono qui è perché mio nonno, dopo la seconda guerra mondiale, decise di scappare dal dopoguerra trasferendosi in Argentina, in cui trascorse gran parte della sua vita, già che mio nonno, quando era molto giovane, sognava proprio di vivere in Argentina. De muy joven, muy chico, migra hacia la Argentina y bueno, pasados los años, mi abuelo muere y Passano gli mi anni, mio madre nonno muore e mia madre con mio padre decidono di venire in Italia e vedere se era possibile fare una mostra nel luogo di origine di mio nonno, proprio qui in originario de mi Liguria. abuelo. Aquí, en la Liguria, mi abuelo era de Génova, tenían una casa Mio en nonno Zoagli, era di en la Genova e cual aveva una casa la a gran Zoagli, parte nella quale de la trascorreva guerra. la gran parte Zoagli della era guerra, más seguro, proprio in questo Génova luogo, già che era più bombardeado, sicuro e non y por veniva eso permanecían bombardato, en e per Zoagli. questo sono rimasti a Así que Zoagli. bueno, estoy contento de Sono estar molto aquí por contento di stare veneración qui, a mi onorando abuelo mio nonno a Santa de Santa Margherita, che è anche un Margarita. luogo Es un davvero lugar molto bello. bellísimo y Io estoy sono enamorado de mi país. innamorato dell'Italia. Bueno, la técnica que utilizo para pintar es óleo, la mayor La parte, tecnica che pero también utilizzo per utilizo dipingere è aerosoles, olio, però óleo utilizzo anche pastel spray per y aerosol, diferentes olio pigmentos, pastello pero el que e predomina differenti es pigmenti. óleo, Però óleo quello en che tela. predomina è olio su tela. Básicamente las medidas que trabajo suelen ser Fondamentalmente le grandes, misure su cui lavoro algunas sono más piuttosto grandes que grandi, otras, alcune più pero grandi di alrededor altre, de 2 ma metros, intorno ai 2 un metro y metri, un medio. metro e mezzo in avanti. Yo suelo pintar series en las cuales en cada serie busco Dipingo una serie, temática, in en este ogni caso serie estoy cerco un trabajando la tema. temática In questo de la expresión caso, humana, adesso, proprio in basándome questo en la momento, sto fisionomía lavorando sul y tema cómo dell'espressione esa umana, fisionomía humana se basandomi puede nella combinar en fisionomia diferentes e come rostros questa si può y combinare nei diversi básicamente visi e la solitamente la capacidad capacità que che ha l'essere tiene umano el di ser humano de esprimersi. expresarse. Así que básicamente mis trabajos Generalmente consisten i en miei una lavori fusión consistono in una fisionómica, se podría fusione decir, della y una fisionomia. combinación Si può de decidere gestos, una combinazione di gesticulaciones, gesti e expresiones y espressioni a e través attraverso de di ellas essi buscar cercare di transmitir algo trasmettere diferente qualcosa di a lo diverso. que buscarían transmitir. En muchas obras mías muestro miradas en las cuales expresan tristeza o emociones o felicidad Molte mie y opere busco mostro combinar con sguardi in cui gesticulaciones esprimo humanas tristezza diferentes en o las cuales se esté emozioni o expresando felicità e cerco di tranquilidad, combinare con le gesticolazioni armonía, a differenti través in de los cui colores si también, vuole no solo appunto son colores esprimere puestos al una azar, sensazione sino di como balance. tranquillità, Considero armonia, que la questo obra, anche a su attraverso vez il de colore. tener un fin Ritengo che l'opera conceptual, abbia a tiene sua un volta balance uno scopo estético, el cual yo concettuale con il lo suo logro a través equilibrio del color estetico, y raggiungendolo busco que el attraverso il ojo colore. humano Trovo che en l'occhio un umano in un inmenso caos caos esté immenso si relajado y svela e può pueda apprezzare e apreciar sentire quello che y io sto cercando sentir lo di que busco trasmettere transmitir proprio a través de la attraverso la fisionomía, los fisionomia, i colores colori y e el il gioco juego che questo può que produrre produce la sull'opera. obra.